Davanti al giudice il 46enne insospettabile artigiano trevigiano arrestato con la terribile accusa di aver abusato della figlia di 2 anni e mezzo e di aver venduto i video delle violenze ad alcuni pedofili. Sono 500 nei primi 6 mesi di quest'anno i casi di minori maltrattati o abusati trattati dall'equipe delle ULSS Venete specializzate nella protezione di bambini e ragazzi, neuropsicologo, cicatrice indelebile, fondamentale il percorso di recupero. È stato lui a darmi fuoco, la dichiarazione shock al risveglio dal coma, ha affermato il 53enne, compagno della donna ustionata ricoverata in ospedale a Padova, l'aveva aggredita fingendone poi suicidio. Crisi di governo a Roma, il primo incontro tra PD e 5 Stelle, clima positivo secondo le due parti, ma le liti tra i Dem alzano la tensione e tra i parlamentari veneti cresce l'insoddisfazione. Trovato morto a New York il giovane chef del gruppo Cipriani, scomparso da sabato, disposta l'autopsia sul corpo, il cordoglio dal Veneto, i familiari all'Odi, si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Questa mattina a Casieri i funerali di Glory, la giovane mamma nigeriana che ha deciso di non curarsi per mettere al mondo la sua bambina, commovente la lettera che il marito le ha dedicato. 2 lupi adulti sono stati avvistati e ripresi nella zona di Malgacciapelle a Rocca Pietore attraverso faccia a faccia con i 2 esemplari un dipendente degli impianti di risalita. Posto da operatore ecologico, boom di richieste per il bando di concorso da Neturbino promosso da Veritas, già 1700 domande ma sono destinate a salire. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano la pagina di cronaca a partire dalla vicenda di quel padre trevigiano arrestato con l'accusa di aver violentato per alcuni anni la figlioletta e di aver ripreso le violenze per poi vendere online i video ad alcuni pedofili. Oggi l'interrogatorio in carcere per l'uomo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 46enne trevigiano arrestato con l'accusa di aver abusato della figlia fin da quando la piccola aveva 2 anni e mezzo, riprendendo poi gli atti della violenza e vendendo i video sui canali della pedopornografia internazionale. L'uomo, assistito dal suo legale, l'avvocato Sara Merlo, questa mattina in carcere si è presentato di fronte al GIP per l'interrogatorio di garanzia. La vicenda inizia ben lontano dal comune della Castellana dove il 46enne vive, per esattezza in Australia, durante le indagini della polizia su una rete di pedofili. Tra i video passati al setaccio quello nel quale sarebbe comparso il volto di un uomo che parlava in italiano, in altre immagini la targa, anche questa italiana, di un'automobile. A quel punto sono state interpellate la polizia postale e la squadra mobile di Venezia che sono risalite al 46enne insospettabile artigiano. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, gli abusi sarebbero andati avanti tra le mura domestiche da quando la figlia aveva 2 anni e mezzo fino ai 4. La piccola si trova ora in una struttura protetta ed è su di lei che adesso ci si concentra per curare le ferite lasciate dall'incubo vissuto. Sono degli eventi di vita che segnano profondamente le persone, soprattutto entro i primi 3 anni che noi sappiamo ormai da numerosissime ricerche essere gli anni fondamentali in cui si struttura proprio alla base la nostra personalità, gli aspetti relazionali e non di meno di fiducia nei confronti del mondo. Una cicatrice che rimane impossibile da cancellare, spiega il neuropsicologo che aggiunge come sia fondamentale iniziare al più presto per la piccola un percorso di recupero. Per far sì che clinicamente migliorino tutti i sintomi che si verranno a creare nel corso della vita e sono molteplici su molte aree, ma anche dal punto di vista proprio di evitare quell'effetto che a noi clinici è noto per cui da vittima potenzialmente quasi una metà diventano artefici poi. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Seguiremo questa notizia, scrive su Facebook e aggiunge: le pene vanno aumentate. Sono 500 nei primi 6 mesi di quest'anno i casi di minori maltrattati o abusati presi in cura dalle ULSS Venete specializzate nella protezione di bambini e ragazzi. Il Veneto è la regione più avanzata in Italia su questo fronte. Abusi e maltrattamenti gravi, fisici e psicologici sui minori. Da 17 anni in Veneto operano nelle ULSS equip specializzate per intercettare e trattare situazioni di questo genere e i numeri impressionano. Sono oltre 500 i casi in trattamento nei primi 6 mesi del 2019 in tutto il territorio regionale. A coordinare il lavoro di questi gruppi è l'azienda sanitaria di Treviso.
Esistono 5 equip interprovinciali in tutta la regione Veneto che lavorano già dal 2002 su queste situazioni, che sono peraltro situazioni molto gravi sulle quali bisogna intervenire tempestivamente. Violenze segnalate da un familiare o dagli operatori scolastici. I numeri non sono in aumento rispetto al passato, dice la specialista, semmai sta crescendo l'attenzione verso questi fenomeni. Forse è aumentata la sensibilizzazione sul territorio, per cui gli operatori sanitari, sociosanitari e anche scolastici, non ultimo anche il mondo delle associazioni, è in grado di rispondere e di dare visibilità di queste situazioni. Affidare a degli specialisti il recupero di bambini abusati o maltrattati può voler dire permettere loro di condurre da grandi una vita senza disagi o squilibri, e a monte c'è un lavoro non facile da fare con il mondo degli adulti. Dal punto di vista clinico, una delle questioni su cui lavorare proprio in questi casi è proprio la negazione, il contrasto alla negazione, e quindi il nostro lavoro è proprio incentrato su abbattere le resistenze lì dove c'è una tendenza a negare ciò che è accaduto oppure ciò che può essere emerso. Voltiamo pagina, è stato lui a darmi fuoco, la dichiarazione shock al risveglio dal coma. Il 53enne compagno della donna ustionata ricoverata in ospedale a Padova è stato fermato, l'aveva aggredita fingendone poi il suicidio. È stato lui a darmi fuoco, le prime parole al risveglio dal coma, quando il corpo ancora le fa male, quando ancora le sue condizioni di salute sono gravi. Eppure c'è la forza di pronunciare una sola frase per denunciare chi l'ha ridotta così, con ustioni di terzo grado sul 28% del corpo. Ora anche per la polizia non ci sono più dubbi, è stato lui il compagno a dare fuoco alla 53enne arrivata quasi in fin di vita all'ospedale di Padova sabato scorso. L'uomo nelle scorse ore è stato fermato. La donna era arrivata accompagnata dall'ambulanza, i soccorsi erano stati chiamati da una vicina di casa che aveva sentito le urla strazianti. I medici avevano subito sedato la 53enne, poco dopo si era presentato in pronto soccorso il compagno, sulle sue mani vistose bruciature. Agli agenti della squadra mobile che lo cercavano per ricostruire quanto era accaduto aveva raccontato di essersi ustionato nel tentativo di spegnere le fiamme che stavano avvolgendo la sua compagna, che teneva in mano una bottiglia di alcol con la quale aveva tentato suicidio. Ricasando l'aveva trovata a letto avvolta dal fuoco e si era gettato su di lei trascinandola nella vasca da bagno. Una ricostruzione che però fin da subito non era sembrata convincente, visto che l'uomo era assente all'arrivo dei soccorsi. Quando la donna si è svegliata dal coma indotto ha raccontato una versione completamente diversa. Sarebbe stato proprio il compagno ad aggredirla con una bottiglia di alcol alimentare al 95% dopo l'ennesima lite scoppiata all'interno dell'abitazione dell'Arcella, dove sono ospitati da un'amica. Il fermo è stato convalidato e ora Pietro Zago, 53enne padovano, compagno della vittima, è stato portato in carcere. Contro di lui pesano numerosi indizi. I referti medici infatti hanno rilevato, oltre alle ustioni, traumi facciali pregressi e contusioni sul corpo della vittima. Forse non era la prima volta che la donna veniva maltrattata. Le indagini proseguono. La stanza dell'abitazione di via Cerona all'Arcella, dove la donna è stata aggredita, è stata sequestrata, così come la bottiglia di liquido infiammabile e l'accendino utilizzato per innescare le fiamme. Il GIP del Tribunale di Rovigo ha revocato la misura del divieto di svolgere attività professionali di dipendenti in strutture sanitarie a 4 dei 9 indagati nell'ambito dell'inchiesta per maltrattamenti nei confronti degli anziani ospiti della struttura assistenziale IRAS di Rovigo. Le misure erano state eseguite il 14 agosto scorso dagli agenti della squadra mobile della Polizia di Stato. Dalle indagini erano state riscontrate violenze fisiche, percosse, offese, minacce, atti denigratori e lesivi della dignità umana nei confronti di soggetti non autosufficienti ospiti della casa di riposo. 6 indagati su 9 avevano chiesto la revoca della misura e 4 di loro ora sono autorizzati a tornare al lavoro, perché il GIP ha ritenuto non vi fosse l'elemento della ripetitività delle azioni né quello del concorso con gli atti più gravi. 2 dei 4 indagati cui è stata revocata la misura sono operatori sociosanitari dipendenti della casa di riposo. Nonostante il provvedimento del GIP che consentirebbe loro di tornare al lavoro, non saranno riaccolti perché rimangono sospesi come gli altri 5. E adesso la politica, con i riflessi in Veneto della crisi di governo, una situazione difficile che andiamo a riepilogare nel nostro prossimo servizio.
Confusione e rabbia. Queste le parole maggiormente usate tra Montecitorio e Palazzo Madama. Ad esprimerle deputati e senatori protagonisti e spettatori loro malgrado di un'estate che sarà consegnata alla storia come tra le più pazze della politica italiana. Un paese non ha bisogno di continuare a vedere dei rappresentanti dei propri cittadini andare a fare spot continui per le spiagge di qua e di là. Io credo che abbiamo bisogno di essere governati in maniera seria, corretta e soprattutto coerente. Che sembra mancare almeno alla Lega, che dopo aver portato alla crisi un governo dove aveva forza e credito, ora pare stia facendo di tutto per riallacciare con il Movimento 5 Stelle, che dal canto suo sta tentando di dialogare con un partito democratico spaccato in due e per questo litigioso al suo interno. E già oggi, dopo il primo contatto dei Dem, la conferma di una strada tutta in salita. Se è un vero governo di svolta, io penso che dobbiamo investirci e che dobbiamo giocarci questa partita, altrimenti prontissimi ad andare al voto. Scelte romane che interessano in non poco Veneto e Veneti, come ricorda l'onorevole Barato dal suo osservatorio della Commissione Finanze alla Camera. Rischiamo la salvaguardia dell'IVA, che rischiamo un 3% dell'aumento dell'IVA, vuol dire in media da 600 a 1200 euro in un anno per famiglia. E poi c'è la questione autonomia che vede i parlamentari veneti particolarmente arrabbiati col governo uscente e poco speranzosi per il futuro. Chi ha governato finora l'autonomia doveva portarla a casa, perché avevamo un ministro, avevamo tutto. Credo non sia stato fatto quello che che doveva essere fatto. Il tema dell'autonomia non deve essere un tema che non entra nella prima pagina delle priorità. Ridimensionare le pretese, ma di fare un passo in ragione della gamba. E in questo presente politico la confusione passa anche per i partiti, ad iniziare da Forza Italia. Anche noi all'interno nostro dovremmo rivedersi, perché credo che un centrodestra deve nascere forte per l'Italia, altrimenti questo paese fallirà, come sicuramente è nell'orizzonte. Torniamo alla cronaca. Un uomo di 27 anni è morto in un incidente stradale avvenuto oggi a Verona sulla tangenziale ovest. Il giovane, alla guida della sua moto, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale, si è scontrato con un autoarticolato, restando ucciso all'istante. La donna che viaggiava con lui sulla moto è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale di Borgo Trento dai sanitari del 118. L'incidente ha provocato la chiusura della circolazione all'altezza dello svincolo con la tangenziale nord. E si è spenta ogni speranza di trovare ancora in vita Andrea Zamperoni, lo chef della Cipriani Dolci, che lavorava e viveva a New York. Andrea Zamperoni, il capo chef della Cipriani Dolci, è stato trovato morto in un ostello del Queens. Non si avevano più sue notizie da sabato. A dare l'allarme una chiamata anonima alla polizia. Le autorità non avrebbero ancora stabilito le cause del decesso del 33enne e quindi sarebbero intenzionate a far eseguire un'autopsia. All'ostello la polizia sarebbe stata accolta da una donna nuda che avrebbe gridato indicando il corpo "è lì", cercando poi di allontanarsi. Il procuratore della Repubblica di Lodi, paese di Andrea, ha annunciato che sarà aperta un'inchiesta sul decesso. Un atto dovuto, spiega. Attendiamo di capire qual è stato l'esatto motivo della morte. Secondo le prime informazioni sembra che il 33enne sia stato trovato a terra, avvolto in una coperta al primo piano del Kenway Lodge, noto nel giro della droga e della prostituzione, un luogo che sembra andare in contrasto con le descrizioni di colleghi e amici che definiscono Andrea un grande lavoratore, un ragazzo molto legato alla famiglia. Il fratello gemello sarebbe giunto da Londra, dove lavora in un altro ristorante Cipriani, per l'identificazione della salma. Ad annunciare il decesso è stato il gruppo Cipriani, all'interno del quale Andrea lavorava da 10 anni. Siamo addolorati, si legge, di essere venuti a sapere che Andrea Zamperoni, amato membro del team Cipriani, per molti anni è stato trovato morto. Abbiamo fiducia, continua, nel fatto che la polizia di New York farà tutto il possibile per indagare e fare chiarezza su questa tragica situazione. L'ultimo a vedere Zamperoni è stato il suo compagno di casa. Erano le 21 di sabato sera e lo chef era appena rientrato dopo una giornata di lavoro. Poco dopo è uscito salendo su una vettura, presumibilmente Uber. Secondo suo zio, Andrea si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. E questa mattina nella chiesa di Dosson di Casieri, in provincia di Treviso, sono svolti i funerali di Glory, la giovane mamma nigeriana che ha deciso di non curarsi per dare alla luce la sua bambina. Commovente la lettera che il marito le ha dedicato.
È il giorno del dolore, delle lacrime, ma anche quello in cui l'amore entra nella chiesa di Dosson, quell'amore che Gloria ha saputo trasmettere a chi le è stato accanto. È il giorno dei grazie rivolti a questa giovane mamma per il coraggio dimostrato. Dosson si stringe intorno al marito di Gloria, ai fratelli e ai familiari. C'è anche il sindaco di Casier, Renzo Carravetto, che fuori dalla chiesa abbraccia Samuele. La commozione è forte, traspare anche dalle parole di Don Adriano Fardin, che ha celebrato le esequie insieme a Don Bruno Baratto, direttore diocesano Migrantes. Durante l'omelia Don Adriano è costretto a fermarsi, la voce incrinata ricorda Gloria, positiva, forte, ricca di affetto e di attenzioni. Di una bellezza che ha una radice interiore e profonda. Questa sua ricchezza umana e spirituale ha dato il frutto della testimonianza più alta. Il suo desiderio di vita e di amore si è compiuto nel dare la vita per Gesù, di dare la vita per Greta. Tutta si è data per questa bambina e anche i suoi sentimenti più profondi ha testimoniato la bellezza di essere una mamma felice, di aver avuto una figlia. Durante questo tempo doloroso, continua Don Fardin, non ha mai diminuito l'attenzione verso gli altri. La malattia non l'ha portata a chiudersi, ma ad aprirsi. Per questo ti diciamo grazie, Gloria. Il tuo passaggio tra di noi ha lasciato una profonda traccia di bene, di amore e di fede. Samuele durante la messa più volte rivolge lo sguardo verso il feretro dove poggiato sopra c'è un cuscino di rose bianche. Impossibile trattenere le lacrime quando sull'altare sale un'amica. Tocca a lei leggere la lettera che Samuele ha deciso di scrivere a Gloria ieri sera, mentre accanto aveva la loro Greta. Vicino a me c'era il tuo diamante, la tua luce, la tua forza, il frutto del nostro grande amore, il nostro sogno di diventare famiglia e il tuo di essere mamma. Ci siamo riusciti grazie a te, al tuo coraggio. Ora mi lasci il bene, tuo più grande, lo saprò custodire. Con amore parlerò a lei sempre di te. Grazie di cuore, amore mio, per avermi insegnato i valori della vita. Sei una grande mamma. Ci lasci così, col tuo nome, Gloria, un nome carico di forza, di coraggio. Grazie, amore mio. E mentre un applauso saluta per l'ultima volta questa coraggiosa mamma, Samuele sfiora la bara con una carezza che racchiude un amore infinito. Ci spostiamo nel Bellunese con la cronaca. Un 64enne ha riportato gravi ferite da ustioni su gran parte del corpo a seguito di un incidente domestico accaduto alle 15:30 di oggi in località Nuova Erto a Ponte nelle Alpi. L'uomo, che si stava prestando a riverniciare la sua bicicletta, ha maldestramente messo sul fornello a gas il barattolo di colore che la fonte di calore ha fatto esplodere. L'infortunato è in prognosi riservata all'ospedale di Belluno. L'esplosione non ha causato danni all'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Belluno e i carabinieri del radiomobile di Ponte nelle Alpi. Questa mattina l'autopsia sul corpo di Federico Bertollo, il 23enne padovano di Cittadella, morto per una overdose di eroina. L'esito sembra confermare il fatto che la droga sia stata iniettata al giovane. Intanto domani verranno celebrati i funerali. Un buco sulla mano destra, da cui è entrata in circolo l'eroina letale che ha stroncato la giovane vita di Federico Bertollo. Questo è il primo dato emerso dall'autopsia eseguita nelle scorse ore sul corpo del ragazzo trovato morto in un appartamento di questo condominio di Cittadella. Il fatto che il buco sia sulla mano destra avvalora ancor di più la versione che l'eroina sia stata iniettata a Federico proprio dal 49enne che gliel'aveva venduta e che ora si trova in carcere. Un incidente a 14 anni, infatti, aveva reso il 23enne invalido al
braccio sinistro, quindi non avrebbe mai potuto farsi l'iniezione da solo alla mano destra. L'autopsia invece non ha ancora stabilito con certezza l'orario della morte. Non è chiaro quanto sia durata l'agonia del ragazzo. L'echimosi sotto l'occhio sinistro pare invece compatibile con la caduta. Forse Federico si è sentito male ed è svenuto. Forse, se i soccorsi fossero stati chiamati in tempo, Federico si sarebbe salvato. Per il momento ci sono solo alcune dichiarazioni di una terza persona presente all'interno dell'appartamento, un amico del 23enne che lo aveva portato a casa del 49enne. È stato proprio lui a raccontare che il proprietario di casa, dopo aver venduto l'eroina, si era prestato per iniettarla ad entrambi. Secondo il suo racconto, poi, Federico si era assopito e loro avevano pensato stesse dormendo. Una ricostruzione tutta da verificare e che potrà essere chiarita anche da ulteriori esami tossicologici sul corpo della giovane vittima. Cercheremo di far valere la giustizia per Federico, che se lo merita, ripeto, è una bravissima persona e merita giustizia e non deve essere riconosciuto e considerato un drogato, ma deve essere considerato una brava persona, quale lui era. Federico potrebbe essere morto per una dose di eroina troppo pura, forse tagliata male, o addirittura per colpa dell'eroina killer che nell'ultimo periodo ha fatto altre vittime tra Padova e Venezia. Ci vorranno almeno 30 giorni prima di conoscere l'esito dei test tossicologici disposti dal pubblico ministero, ma intanto l'allarme per questa sostanza letale resta alto. La procura ha dato il nulla osta per la restituzione della salma del 23enne ai familiari. Per sabato mattina alle 10 a Cittadella sono stati fissati i funerali. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per mostrarvi le immagini di 2 lupi adulti che sono stati avvistati e ripresi nella zona di Malgacciapela Capanna Bille in comune di Rocca Pietore. A trovarsi viso a viso con i 2 esemplari un dipendente degli impianti di risalita. Il primo vagava da Capanna Bille verso il passo Fedaia, il secondo verso il ghiaione che porta alla stazione della funivia. L'uomo ha cercato di richiamare l'attenzione di quest'ultimo. Sentite. Avete sentito appunto l'uomo che ha cercato di richiamare l'animale con scarsi risultati, infatti il lupo ha continuato per la sua strada. Come avete sentito appunto il richiamo di quest'uomo che ha ripreso i 2 lupi. Nel frattempo il numero delle predazioni in Val Belluna continua senza sosta. Segnalazioni sono arrivate nelle ultime ore da San Gregorio nelle Alpi e da Morgan di Trichiana, dove a 50 metri da un'area giochi 2 lupi hanno sbranato 3 asini. Boom di domande pervenute alla società Veritas che si occupa di servizi di igiene urbana in alcuni comuni del Veneto. Abbiamo ascoltato i pareri della gente per capire cosa ne pensano e i pareri soprattutto dei ragazzi, sentirete, sono discordanti. Sono quasi 1700 le domande per partecipare ad un bando per la formazione di personale arrivate alla società Veritas, la ditta che gestisce i servizi di igiene urbana in diversi comuni del Veneto, che è alla ricerca di operatori ecologici da impiegare in quelle amministrazioni per far fronte al turnover del personale su cui quest'anno peserà anche l'effetto dei pensionamenti con la finestra di quota 100. Le domande per candidarsi ad un posto come operatore ecologico termineranno il 31 agosto e dunque si prevede che aumenteranno negli ultimi giorni del mese. La richiesta di partecipare al bando, secondo lei, è dovuta a una mancanza di lavoro, principalmente? Ma è dovuta probabilmente a tanti fattori, forse anche alla mancanza di lavoro, probabilmente anche al fatto che Veritas viene recepita come una società affidabile e seria e che quindi un posto di lavoro a Veritas è un lavoro oltre che probabilmente sicuro e anche in un'azienda prestigiosa. Della possibilità di partecipare al bando di operatore ecologico abbiamo chiesto anche per strada cosa ne pensa la gente. Tu faresti domanda? No, ma perché non ho tempo più che altro. Al momento no, mi dispiace. La stessa cosa sua, anche io sono... No, sono molto preso anche io dagli esami.
Ma consiglieresti a qualche amico tuo di fare il concorso per diventare operatore ecologico? Non lo so, penso che se un mio amico voglia fare l'operatore ecologico, penso si informerebbe lui, cioè, anche perché non saprei cosa consigliargli. Io sono professore universitario e sono aperto a tutto, penso che tutti noi dovremmo provare a fare diversi mestieri per capire appunto come la pensano i vari operatori, e qualunque mestiere è un mestiere dignitoso e onorevole. Faresti la domanda? Oppure consiglieresti? Se non avessi lavoro sicuramente, quindi consiglio a tutti quelli che non hanno lavoro di presentarsi, soprattutto i giovani, ma anche no, dipende da chi è aperto, dipende se ci sono dei limiti di età, dipende da tantissime cose, comunque mi presenterei senz'altro. È tutto, ci fermiamo qui con l'edizione del Veneto, adesso previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Benvenuti al meteo. Tempo ancora instabile anche nella giornata di sabato 24 agosto, ma diamo uno sguardo più approfondito alla previsione. Sul Veneto avremo occasionali acquazzoni sui monti che localmente potranno sconfinare fin verso le pianure limitrofe, alternandosi comunque a pause più asciutte e anche maggiormente soleggiate. Il tempo risulterà più stabile sulle aree costiere. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime invece tra 29 e 31 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, quantomeno al mattino, con tanto sole ovunque. Dal pomeriggio avremo temporali sparsi sulle Alpi e non si esclude che possano arrivare a bagnare anche le pianure. Temperature minime tra 21 e 24 gradi, massime oscillanti invece tra i 30 e i 31 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà buono al mattino, poi più nubi anche con qualche precipitazione a carattere sparso, come vediamo. Temperature minime sui 18 gradi, massime invece tra 29 e 30 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.